perché è tempo di sostenere la squadra della città. Per la quarta giornata del campionato di Serie A scende in campo l'Eco City Futsal Genzano. Amici della divisione ed amanti del futsal, buonasera da Alessandro Brizzi e benvenuti al Pala Cesaroni. È una serata magica per tanti motivi, è il secondo derby laziale della stagione e si sa, i derby nascondono sempre qualcosa di intrigante, ma è soprattutto il giorno in cui il futsal italiano abbraccia finalmente Riccardinho. Tutto questo e tanto altro è Eco City Genzano Roma Futsal 1927, quarta giornata del campionato di Serie A. Andiamo a leggere subito i protagonisti del match, partendo dai padroni di casa. Mister David Marin sceglie in porta Mammarella con la numero 1, 5 Mattias Lara, 7 Fusari il capitano, 10 ovviamente Riccardinho, 11 De Oliveira, 12 Di Ponto, 13 Tiago Bissoni, 14 e 21 Taborda e Silvi, Pedrigno con la 30 e Micheletto e Fantesele con 77 e 99. La Roma Futsal di Daniele Dorto si presenta con il numero 2 Marco Ercolessi, 7 Antonino Isgro, 8 Murillo, 13 Ducci, Alciati e Borolo, 14 e 15, 18 Luciano Avellino, 19 Marceligno, 23 di Eugenio, Biscossi e Caiche Rodriguez, 24 e 28, a concludere il capitano Antonio Dimas. È un derby sì importante, ma un derby che, come sottolineato Sergio Romano in conferenza stampa, non darà punti che saranno decisivi per il futuro della regular season, ma darà sicuramente delle indicazioni sul lavoro svolto dalle due squadre fino a questo momento, su cosa c'è ancora da migliorare, su cosa invece si sono già stabilizzate e hanno trovato la quadra giusta. Ovviamente lavoro che continua dallo scorso anno per Daniele Dorto, mentre sulla panchina dell'Eco City Genzano inizio il secondo derby laziale di questo campionato con il primo possesso della Roma. Dimas, Biscossi, Avellino, si rifugia da Biscossi, la finta di Dimas per creare lo spazio, prova a crederci Biscossi, ma il pallone è facile preda di Mammarella che lo accompagna sul fondo. Eccolo il primo possesso per l'Eco City con Micheletto che sposta verso Taborda, con i due confusari. In appoggio viene Giulio De Oliveira. Taborda, eccolo ancora il movimento del numero 11. Sfidare Avellino, che ha avuto un impatto clamoroso in questa squadra. Si sbracciano i due, l'arbitro fischia subito un fallo in favore della Roma. C'è Taborda che mette ordine, pressa alto Dimas, va a recuperare nettamente questo pallone su Micheletto. Biscossi, si muove Dimas, palla geniale del capitano, in chiusura esce Taborda, si prende i primi applausi del Pala Cesaroni. Battuta e il riflesso subito di Stefano Mammarella che si fa trovare pronto alla prima conclusione della squadra di Dorto. Altro fallo laterale, va a batterlo Avellino, occhio perché sono arrivati due assist dalle palle inattive proprio da Luciano Avellino, che è a quota 4 insieme al capitano. Micheletto, un po' indeciso, sceglie Pablo Taborda. Ancora il 77 per Taborda. Fusari, con lo sguardo verso Ducci. De Oliveira
spalle alla porta, trova ancora la respinta di Luciano Avellino. È iniziata la sfida tra i due. Batte Micheletto proprio sotto la postazione. È la panchina di mister Daniele Dorto. Eccola la prima sponda laterale per l'inserimento di Taborda. Non riesce a tenere il pallone in campo, credo, Marcelinho. Primo minuto e mezzo. Unico brivido è arrivato verso la porta di Mammarella, che ha saputo respingere. Fusari si stacca, sceglie Stefano Mammarella, incontro Micheletto. Mammarella detta il lancio lungo, prova ad arrampicarsi De Oliveira, c'è ancora duello fisico con Avellino, entrambi reclamano un fallo verso il direttore di gara. Pronto al rilancio Ducci, sceglie Dimas, anzi Biscossi vicino a lui, pallone un po' a metà strada, finisce in fallo laterale già battuto Fusari. Micheletto scava con il mancino De Oliveira, Fusari, parata strepitosa di Ducci, credo con la spalla, calcio d'angolo. Taborda all'indietro, Micheletto mastica un po' troppo la conclusione col mancino. Subito alti i ritmi, anche se sono due squadre che in questo momento della partita si stanno studiando. Eccolo Dimas, Biscossi, Luciano Avellino, bello il corridoio, Biscossi prova a girare, bravo De Oliveira a mantenere anche il possesso, adesso spinto al limite, scava per Taborda, mette ordine Micheletto, esce bene Lecositi. De Oliveira a prendersi la profondità, adesso il duello è con Marcelinho. Avellino resta su Micheletto, occhio a questa situazione. De Oliveira fa lo slalom tra due, trova in appoggio Fusari, attaccato forte da Dimas e rischia qui il capitano dell'Ecositi Genzano. Eccolo il lancio di Micheletto, sempre impreciso verso De Oliveira. Preso un po' giro da tutti perché in questo caso lo teneva Biscossi. Taborda, giocata meravigliosa che spalanca il contropiede, assist perfetto per Fusari, si schianta addosso a Ducci. Bellissima l'uscita dell'estremo difensore del Roma, che ha scrutato subito il pericolo. Movimento di Micheletto, De Oliveira, dai e vai con Taborda che termina a terra. Fusari continua, l'arbitro fischia il fallo in favore dell'Ecositi. Intervento duro sul numero 14. Marcelinho in barriera per Ducci. Il sistema anche Murillo sul palo. Parte Taborda basso, centrale. Nessun problema per il 13. Fusari. Si muove De Oliveira. Lo respinge Avellino. Palla messa al centro da De Oliveira. Poi Marcelinho si impegna per tenerla in campo. È un pallone difficile da gestire. Fusari, Micheletto sfida Marcelinho, viene vicino Fusari, Micheletto portato alle strette di nuovo da Mammarella, sale Murillo in pressing,
Due passaggi dell'Eco City, Micheletto salta secco come Marcelinho, poi il lancio profondo, Ducci alla fine ci deve mettere il piede perché era pronto in agguato Cristiano Fusari. Leo Micheletto, si muovono in due, lasciato libero Taborda, attaccato da Murillo, scarica su De Oliveira, Murillo con calma glaciale cede il pallone a Dimas, Marcelinho, Avellino, corsia a sinistra, Dimas detta il passaggio Avellino, altro pallone col contagiri, è puntuale, arriva anche la chiusura di Leo Micheletto. Finora l'unica mossa è stata di Daniele Dorto, che ha inserito Murillo al posto del capitano Dimas. Anzi, pardon, di Viscossi, eccolo Dimas. Murillo, tacco, Dimas! Fulminante con il destro! Il capitano porta avanti la Roma quando siamo al quarto minuto. Terzo gol in campionato per Antonio Dimas. Rivediamolo qui, è lui a far partire l'azione, funziona alla perfezione lo scambio con Murilo Ferreira, anzi con Marcelinho. Situazione sicuramente preparata. L'Eco City si è fatta trovare, si è fatta prendere alla sprovvista in questa situazione. 1-0 per la Roma. Occhio a Micheletto, scalda le mani a Ducci, reazione immediata dell'Eco City. Calcia Micheletto con una deviazione, poi allontana il pericolo Avellino, rinvio dal fondo per Mammarella. Micheletto, Taborda, Micheletto, mancino profondo, De Oliveira mette giù, con il tacco lascia lì, Marcelinho prova a mettere ordine, scaraventa il pallone sulla tribuna. Taborda, Micheletto accelera, di nuovo in chiusura Marcelinho. Eccolo il pallone per Giulio De Oliveira, se lo perde, disturbato dall'attacco alle sue spalle di Avellino. Di nuovo Marcelinho va a fare la lotta, Murillo in mezzo a due, allontana Micheletto, ma c'è stato il fallo commesso credo da Marcelinho, perché è lui che va a protestare contro il direttore di gara. Trattenuta da terra del 19. De Oliveira, portato fuori da Avellino, altra grande giocata del numero 18, cartellino giallo per De Oliveira che lo scalcia. Punizione, secondo fallo anche commesso dall'Eco City. Eccolo Antonino Sgro, è entrato ora sul terreno di gioco, rischia subito di perdere il pallone, poi ferma l'azione con la mano, ma arriva il fischio per il fallo su Antonino Sgro. Ha rischiato tanto quel 7. Subito in due a raddoppiarlo. Rivediamola la situazione qui con il replay.
Pedrigno lo aspetta, anche De Oliveira si accorge del movimento del numero 7 che poi lo stende allargando troppo il braccio. Taborda lascia il pallone a Marcelinho che gli passa davanti. Isgro cambia passo, servito Murillo che torna da Di Eugenio. Isgro, il blocco di Di Eugenio a scansare Pedrigno. Isgro traversa riga, clamoroso destro di Antonino Isgro che adesso si lamenta perché chiede il gol. La sensazione da qui sopra è che il pallone quantomeno non fosse entrato tutto. Si attaccano Isgro e Taborda, finiscono entrambi a terra. Vediamo cosa ha visto l'arbitro che chiama subito l'intervento dei sanitari. Forse si sono fatti male entrambi. Isgro si tocca il naso, Taborda la testa. Adesso gli dice anche qualcosa Isgro, si rialza Taborda, nervoso. L'argentino è arrivato in finale, vice campione del mondo, la finale persa contro il Brasile. Si riparte dal calcio di punizione dell'Eco City. Di nuovo pareggio nel conteggio dei falli. Si ricomincia. Fusari, Bissoni entrato al posto di Taborda. Fantesele, occhio perché è solissimo Bissoni che si è inserito nello spazio in verticale. Pedrigno punta, lo aiuta Fantesele. Pedrigno se la porta fino sul fondo, riesce a guadagnare il massimo che è il fallo laterale quasi dalla linea di fondo campo. Fantesele a battere, resta staccato Fusari, si muove al centro Pedrigno, servito il capitano. Duello tra numeri 7, tra Fusari e Isgro, tanti tocchi per Fusari che aspetta il momento giusto e va da Pedrigno. Vuole chiudere l'1-2 con Fantesele, l'ultimo a toccare è Di Eugenio, senza rendersene conto, manda il pallone in calcio d'angolo. Ancora seduto in panchina Riccardinho. Mentre qui il pericolo sventato, ci sarà un altro fallo laterale vicino al corner. Bissoni, Fusari cambia versante, Fantesele, grande giocata, prova a mettere il cross al rimorchio, arriva il solito Murillo a tamponare e a concedere un altro calcio d'angolo all'Eco City. Botta di reazione della squadra di Marin. Bissoni se la ritrova all'ultimo, allontana Isgro sui piedi di Fusari che indietreggia di qualche metro. No, qui non si intende con Fantesele, lascia il fallo laterale alla Roma. Isgro torna a puntare, è la sua mattonella. Isgro gira da Dimas in 2 tocchi, liberato Isgro, escono in 2 su Di Eugenio, lasciano tanto campo. Eccolo Di Eugenio che arriva alla conclusione, respinta, ma c'è ancora la Roma lì in avanti. Dimas gli gira intorno Di Eugenio, finta di Dimas. Biscossi si muove, poi Isgro con il destro a spaventare di nuovo Mammarella. Cambiato tutto il quintetto, anzi tutto il quartetto, oltre al portiere mister Marin. L'unico in campo momentaneamente insieme a Mammarella è Fusari.
Pedrinho. 8 minuti sul cronometro, 12 ancora da giocare, 1-0 per la Roma al Pala Cesaroni. Pedrinho e Bissoni, bassi ad impostare. Fantesele, sterza e riparte, imprendibile. Pedrinho chiude l'1-2, Fantesele, Bissoni sul fondo. Eccola la vera prima grande chance per le Cositi, che gioca a meraviglia. Isgro, Ercolessi, si prendono Bissoni e Isgro. Liberato il 7, Ercolessi, Dimas, punta Pedrinho, Dimas lo salta, Dimas prova a pescare sotto le gambe di Mammarella che gli dice di no. Di nuovo Antonio Dimas, tiro forte, potente, poi Fantesele, giocata su Antonio Dimas. L'arbitro vede il tocco e il fallo in favore dei padroni di casa. Ha già battuto Micheletto. Fusari in 2 a puntare sulla sinistra. Movimento di Fusari, destro potente, improvviso a spaventare Ducci. A Roma che lascia qualche incursione alle giocate profonde delle Cositi, finora poco precisa. L'unico tiro che ha inquadrato lo specchio è stato parato di spalla da Ducci. Quarto fallo anche per le Cositi, blocco di Micheletto su Avellino. Ammonito un componente della panchina delle Cositi. Micheletto, recupero alto, destro toccato da Avellino? Sì, calcio d'angolo per le Cositi che continua a premere, spinta anche dal Pala Cesaroni. Al centro Fusari e Micheletto, resta staccato Fantesele, a battere Bissoni, palla nel mucchio, ancora Micheletto, la vede all'ultimo Ducci ma para, palla dice Bissoni. Infatti lascia correre il direttore di gara. Fusari, Bissoni in appoggio, Fantesele, ultimo uomo, rischia qualcosa, recupera Ercolessi, è un 2 contro 3, Ercolessi, mancino, forse anche un po' troppo frettoloso in questo caso, il numero 2 della Roma. Poteva gestirla meglio questa ripartenza. Occhio perché Fusari ha un po' di campo anche per puntare Marcelinho. Doppio passo, Fusari se n'è andato. Fusari al centro! Autogol di Avellino che pareggia l'incontro sul cross di Fusari. È 1-1 al Pala Cesaroni. Ha pareggiato Reco City! Ha segnato con la maglia numero 7 Cristiano L'avevamo detto anche in settimana, queste partite sono gli episodi che certe volte sbloccano il risultato. Da una super giocata della Roma è arrivato il vantaggio di Dimas e dal corridoio largo di Fusari a riempire l'area di rigore era andato Micheletto, che ha indotto Avellino all'autogol. De Oliveira gioca di sponda per far salire Taborda, viene a fare blocco Bissoni. Scucchiaia Bissoni, pallone nello spazio per la Roma che adesso si è abbassata tantissimo, infatti vuole
portare su il pressing. Mister Dorto chiama Marcelinho e Viscossi ad alzare il baricentro. Sentite gli O del Pala Cesaroni, è perché si è alzato Riccardinho. C'è tanta attesa ovviamente per il colpo del mercato, se non il colpo più importante del futsal italiano di sempre. Riuscire a portare il giocatore più forte del mondo, titolo che ha vinto 5 volte. Micheletto col mancino, deviazione quasi sulla linea e sulla traiettoria di Ducci di Ercolessi. Fortunatamente per il 2 della Roma, deviazione che è terminata sul fondo. Sarà semplice calcio d'angolo per il Genzano. Marin parla con il 10 che è pronto a entrare. Cross sul secondo palo, tira benissimo Taborda, ma colpisce ancora Ercolessi, lesto ad uscire su tutti questi palloni per portare alla conclusione l'Eco City. Stavolta si stacca Micheletto, sempre bisogna la battuta. De Oliveira pronto ad attaccare il primo palo, c'è Taborda sul secondo, eccolo Taborda al volo, stavolta si coordina male, il pallone si alza troppo e finisce alto sulla traversa di Ducci. Di testa Bissoni, viene a lavorare Viscossi, si fa spazio Micheletto. Taborda manda Micheletto all'1 contro 1 che scarica di nuovo sul 14. Taborda si propone, altro sinistro di Taborda e altro brivido per Ducci. Sta premendo l'Eco City. È un buon momento per la squadra di Marin, è anche il momento. Non ancora, mi segnalano. Vedremo tra poco. Torniamo in live con l'appoggio di Avellino e il rilancio di Ercolessi. Attacca Marcelinho che alza anche un gomito su Bissoni, regolare, almeno secondo il direttore di gara. De Oliveira aspetta Bissoni, ci ha messo un po' a rialzarsi. De Oliveira, gran movimento, lo aggancia Viscossi, se ne accorge il direttore di gara. Fallo e cartellino giallo per il 24 della Roma. Conta i passi il direttore di gara e sistema la barriera Ducci, lasciando sempre Marcelinho ed Ercolessi che tra poco si sposterà e verrà sul palo. Eccolo qui. La rincorsa di Taborda non sembra una rincorsa verso la porta e infatti appoggia a Micheletto, deviazione, poi Viscossi, anzi Bissoni, occhio al rilancio, Marcelinho conta i passi e spara alto. Cosa si è divorato il numero 19 della Roma? Nel frattempo mette piede sul terreno di gioco del Pala Cesaroni Marcelinho. Dopo il tiro di Marcelinho, Riccardinho, ingresso in campo del 10 del Genzano, l'ingresso storico. Micheletto lascia Riccardinho, primo pallone per il 10. Micheletto, tacco, Riccardinho, imbucata De Oliveira, gioca di sponda, Micheletto vuole chiudere l'1-2 con De Oliveira, rischia tanto qui la Roma perché aveva già commesso il quinto fallo che commette adesso l'Eco City con la spinta su Dimas. Anzi su Marcelinho. Nel frattempo il direttore di gara è andato nella panchina dell'Eco City ad ammonire qualcuno, cercheremo di capire meglio.
5 falli a testa, 7 minuti e 49 secondi da giocare. Adesso diventa veramente una partita a scacchi. Devo dire, inizialmente la squadra di Dorto aveva preso campo, mentre qui, eccolo, infatti il sesto fallo commesso da Murillo, perciò sarà tiro libero per l'Eco City Genzano nell'occasione per passare in vantaggio. Il palazzetto quasi voleva portare alla battuta Riccardinho, che ha detto a Micheletto no, tiralo tu. Qualche fischio di paura da parte della tribuna dei giallorossi. Fischio, la rincorsa. Micheletto! Spiazza Ducci, è l'uomo dei derby. Leonardo Micheletto rimonta così di 2-1. Vantaggio Eco City! Ha segnato con la maglia numero 77 Leonardo Riccardinho. Adesso la Roma deve inseguire. Peccato perché, come dicevo, l'approccio della squadra di Dorto era stato meraviglioso qui al Palacesaroni e poi pian piano l'Eco City ha preso sempre più campo, era quasi nell'aria. Micheletto, gli passa vicino Riccardinho, contromovimento di Taborda che crea spazio a Riccardinho. Micheletto, sovrapposizione di Taborda, colpo di testa verso il vuoto perché non ha seguito l'azione di Oliveira, è rimasto un po' staccato anche per la marcatura di Avellino. Riccardinho si mette da ultimo a ricevere, finta col mancino. Micheletto, ancora qualche passo indietro per far inventare il 10. La profondità presa da De Oliveira. Riccardinho gira, Taborda, viene vicino Micheletto da un po' di metri. De Oliveira, limite dell'area, aspetta chi servire, poi non si intende con Taborda, si accompagna il pallone fuori. Murilo Ferreira, calcio d'angolo per l'Eco City, ne ha battuti tantissimi in questo primo tempo, complice l'alto ritmo e complice anche un super Ducci. Scodella Riccardinho, Taborda che passa sotto le gambe di Murillo ma non su quelle di Avellino che respinge. Riccardinho, palla a cercare l'inserimento di De Oliveira, adesso viene dentro Marcelinho. Dimas prova a tirare in fuori il petto la Roma. Murillo, si torna ad Avellino che manda Dimas all'1 contro 1 con De Oliveira, lo contiene, poi ci prova Avellino di punta a sorprendere Mammarella, fuori non di molto. E ricordiamo che la Roma è una squadra che le prime 3 partite di campionato le ha vinte ma le ha anche rimontate. E questo Marin lo sa, per quello sta chiedendo ai suoi di non staccare la spina e di continuare. Infatti
ci riprova Fantesele, Murato da Murillo. Taborda lotta con il numero 8 giallo-rosso, poi Riccardinho scivola, riesce comunque a trovare Fantesele. Riccardinho col mancino sposta Taborda, Murillo, ottimo intercetto, di testa lo manda Marcelinho, Mammarella in 2 tempi. Poi rilancia De Oliveira, gancio fantastico, aspetta sovrapposizioni, arriva Riccardinho che può puntare Dimas, Riccardinho gira, Taborda, mancino alto, alzato il corpo e la conclusione, Pablo Taborda, primo time out del match. Il tempio del futsal che oggi non ci sta regalando tanti gol, ma sicuramente tante emozioni. Antonino Isgro, terzo anno per lui nella Roma, 13 gol lo scorso campionato, che è stato un po' il campionato che diciamo ha fatto un po' sbloccare questo ragazzo, un talento clamoroso, un gioiellino che la Roma si sta tenendo stretto, che ha avuto già tante richieste anche dall'estero. Qui la deviazione trovata da Taborda addosso a Marcelinho, fallo laterale battuto verso Fantesele. Pedrinho, Fantesele, corsia di destra, cerca Taborda che va da De Oliveira e poi si inserisce, la trova Pedrinho, Pedrinho, 3-1 dell'Eco City, altra sbavatura difensiva della Roma, la squadra di Marin ne approfitta. È un gol importante questo per David Marin, per l'Eco City, perché arriva a 4 minuti dal termine, allunga, anzi raddoppia la distanza tra le due squadre. Adesso però deve essere brava la squadra di Dorto ad uscire da questo momento di difficoltà. Calcia Biscossi per dare uno scossone ai suoi. Deviazione e corner, Avellino sul pallone. Occhio a questa situazione, si stacca Biscossi, servito, eccolo il 24 che torna ad Avellino, palla forte, s'abbassa Fantesele che la stoppa e la lascia lì e poi la manda profonda, un fallo laterale. Dimas lascia la battuta ad Avellino, servito il capitano che muove da Isgro, solito movimento, vediamo se va a puntare Fantesele, sceglie invece di tornare da Avellino, si stacca Isgro, Marcelinho stessa situazione con Taborda, deviazione, la chiama Mammarella e la fa sua, si muove Bissoni, lancio per lui, stop di Tiago Bissoni, in palleggio contro Avellino che gli passa davanti, gli sradica il possesso, poi Isgro contro Pedrinho, mette il piede il 30, Isgro, ruleta, resta in possesso, poi però sbaglia l'appoggio e manca anche l'impatto col pallone Taborda che è l'ultimo a toccare. Una grossa chance per Taborda in ripartenza a campo aperto. Fantesele non permette di passare a Isgro.
batte il 7. Avellino gliela restituisce, prova la giocata su Fantisele che non ci sta a farsi saltare, e allora Pedrigno inquadra la porta. Ducci sicuro in due tempi. Marcelinho, siamo già dall'altra parte. Pedrigno mette il piede, Bissoni manda fuori. Ho capito il motivo, ma probabilmente per non rischiare. Isgro, ancora all'1 contro 1 con Fusari. Marcelinho torna a sinistra, Biscossi, suola e tacco. Avellino, palla profonda, Marcelinho fa sportellate con Bissoni che termina a terra e poi è veloce a rialzarsi e a murare il tiro del 19 giallorosso. 1 minuto e 38 alla fine del primo tempo. Il parziale è 3-1 per i padroni di casa, che hanno rimontato l'1-0 di Dimas, che qui ci prova Marcelinho. Pallone di 1 metro lontano dal primo palo. C'era comunque Mammarella in traiettoria. Fantisele lob in avanti, poi Avellino la ritrova. Marcelinho spalla la porta al limite dell'area, appoggia Biscossi, inquadra e calcia. Schiena di Bissoni. Isgro la lascia uscire. Biscossi, Isgro, libero Avellino. Servito. Biscossi l'aggancia, la mette giù e torna dal numero 18. Ancora Biscossi, Marcelinho come si era inserito alle spalle di Fantisele. Bravissimo Mammarella a metterci le mani. Avellino, Dimas sterzata, aveva capito tutto Pedrigno, non ci è arrivato per un'unghia. Isgro isolato contro Pedrigno, pronto a raddoppiare Fusari. Isgro va sul fondo, ma trova il 30 sulla sua traiettoria. Avellino, Marcelinho che chiede la deviazione, infatti la ottiene, poi chiede scusa al direttore di gara, probabilmente perché non gli hanno dato nemmeno il tempo di scegliere. Di nuovo Avellino, quindi palla per Marcelinho, dimenticato dalla difesa immobile del Genzano, e il 19 grazia gli uomini di Marin calciando fuori. Fusari, 30 secondi, occhio all'Eco City che riparte, lob per Fusari in area di rigore. Fusari spalla la porta, prova col mancino, gli era rimasto sotto questo pallone. Fortunata qui la Roma. Isgro, Avellino, altra palla splendida, mette giù Marcelinho, deve girarsi, si impegna, la tiene in campo, finisce a terra, non c'è fallo, fa scorrere Bissoni, la ritrova Avellino. Avellino a memoria da Marcelinho che chiede scusa al numero 18. Momento confusionario della partita, siamo anche al termine di un primo tempo dove hanno speso tanto le due squadre. Time out a 9 secondi, 8 secondi e 9 decimi per l'esattezza. Probabilmente vorrà sfruttare di gara. Si può tornare dal time out e godiamoci insieme questi ultimi 8 secondi, quasi 9 del primo tempo. Fusari è pronto a scattare, vediamo Bissoni. Bissoni cerca Fantisele, petto, arriva Bissoni, può servirlo, il pallone per Fusari, 2 secondi, Fusari al centro, Ducci blocca e rilancia, non creando problemi a Mammarella. Non è ancora arrivata la sirena.
Anzi sì, eccolo qui, il duplice fischio, si va a riposo, 3-1 per l'Eco City che ha rimontato il gol di Dimas in apertura di gara. Guarda Cesaroni, facciamoci sentire un po', tiriamo fuori la voce per i nostri ragazzi. Voglio sentire la voce di tutti i tifosi.
ci siamo! Stanno per tornare in campo le squadre per il secondo tempo di Eco City, Futsal Genzano, Roma. Tifosi, ci siamo! Sta per cominciare il secondo tempo! Fatemi sentire! Eccoci tornati in campo per il secondo tempo di Eco City Genzano contro Roma. 3-1 il parziale per gli uomini di David Marin nei primi 20 effettivi di gioco. Eccolo il fischio d'inizio. Il pallone mosso dal Genzano. In avanti il lancio di Micheletto, imprendibile per tutti. Match sbloccato dal gol di Dimas con l'assist di Marceligno. Poi è arrivato il pareggio con l'autogol di Avellino sul cross di Fusari e la rimonta completata grazie a Micheletto e Pedrigno a chiudere il conto di questo primo tempo. Avellino, Marceligno passa davanti a Taborda, appoggia l'Avellino, esce Micheletto su di lui, tiro forte di Avellino, ancora a lottare il numero 18 insieme a De Olivera e a Micheletto, arriva il destro da parte proprio di Marceligno che rimpalla sulle caviglie del 77 dell'Eco City. Qualche secondo di dubbio, poi l'arbitro ha segnato la rimessa ai giallorossi che hanno già battuto. Biscossi riceve sull'auto di destra, scava in avanti, il pallone passa fino a Mammarella che può stopparlo e far ripartire l'azione offensiva dell'Eco City con il lancio profondo per De Oliveira. Vince il duello Avellino, arriva il raddoppio Fusari, ancora Avellino si mette tra i due giocatori, prende una botta, accusa il colpo qui Luciano Avellino. Non c'è fallo però per il direttore di gara, semplice corpo a corpo il 18 e l'11. Micheletto che come nell'altro derby, quello contro la Fortitudo, sempre qui al Pala Cesaroni, ha sbloccato il match, mentre qui ha completato la rimonta con il gol del 2-1. Ora De Oliveira fa la torre ma non trova compagni, il pallone sbuca di nuovo per Micheletto che è ultimo uomo, lo affianca Taborda, scelto Fusari sulla corsia di sinistra. Micheletto, Fusari giocano vicino i due. Taborda si unisce al dialogo, eccolo ancora Micheletto per Fusari, stop difettoso, palla a metà strada, addomestica Taborda e spalanca il contropiede, 3 contro 3. Adesso torna anche Marceligno, si butta in avanti anche Micheletto,
che tocca il pallone verso Bissoni, anzi Taborda. Fusari, brutta palla di Fusari, non può arrivare Micheletto, fallo laterale per la Roma, azione da offensiva per il Genzano, diventa offensiva per la Roma. Occhio qui alla palla tesa, messa al centro da Avellino, Mammarella respinto, il pallone che termina tra le braccia di Ducci. Si riparte dall'area di rigore della Roma. Avellino supera la metà campo con il passaggio per Dimas, appoggio su Avellino, Dimas, Marcelinho riceve, Dimas si riallarga per Biscossi, si passa da un lato all'altro con grande rapidità. Avellino di nuovo a sinistra, Dimas cerca di guardare al centro dell'area dove si muove Marcelinho. Avellino, la finta su Micheletto, si lascia cadere e riparte l'Eco City. Fallo e giallo per Avellino. Fusari, Micheletto, Taborda, torna a palleggiare la squadra di casa. Taborda si deve rifugiare dai piedi di Mammarella, che si prende tutti e 3 i secondi. Poi lo stop di De Oliveira, si avvicina Micheletto, isolato, guadagna il fallo laterale. Micheletto finta il tiro, De Oliveira non la trova, allora Avellino porta fuori la Roma. C'è stato il tocco di Taborda, il fallo laterale. Batte Murillo, eccolo, viene incontro Biscossi, spinto fuori da Taborda con fallo, punizione per la Roma. C'è però da asciugare una parte del terreno di gioco, quella dove deve calciare proprio Matteo Biscossi. È gioco che può riprendere, si attende il fischio. La gioca all'indietro verso Avellino, che prende il suo posto. Si invertono i due. Murillo, Avellino, Biscossi. Torna il pallone al 24, la perde Avellino. È solo De Oliveira che calcia a basso, Ducci. Miracolo col piede, poi Fusari calcia addosso a Micheletto. Fusari ancora, secondo palo, De Oliveira. Raccoglie il pallone che colpisce il palo. Ducci se la prende con tutto perché è stata sfortunata qui la Roma, ma l'Eco City ha trovato il 4-1 con il pivot Giulio De Oliveira. Fa vedere lo stemma Giulio De Oliveira alle telecamere. Julio! Adesso si fa dura per gli uomini di Dorto. Palla profonda per Dimas che la protegge, scarica su Isgro, contrasto con Taborda, rinvio dal fondo. Palla profonda
la riesce a toccare Micheletto, a Sceducci. Murillo, Isgro a terra, lo trattiene Micheletto, fallo, non dà neanche il tempo di fare il cambio a mister Marin. Marcelinho, si propone Dimas, Murillo, grande sterzata qui da parte di Isgro, che poi viene ancora tamponato da Micheletto, che fa 2 falli neanche in 30 secondi. Nel frattempo la Roma ha ripreso a giocare, ma ha ammonito Dimas per proteste al minuto 4:35. È pronto sul punto di battuta Antonino Isgro, vicino a lui anche col mancino Marcelinho. Vediamo, si allontana il 7, la rincorsa di Marcelinho sul primo palo, trova la deviazione di De Oliveira, ci riprova ancora Marcelinho e altra deviazione, altro muro di Giulio De Oliveira, che sta facendo un partitone. Murillo riesce a trovare Dimas, conta i passi Dimas contro Taborda, che chiude le gambe, lo respinge, arriva il raddoppio a spezzare di Pedrigno, lancio per Taborda, trattenuta di Dimas che era appena stato ammonito, e allora cartellino rosso, resta in 4 uomini la Roma al quinto minuto del secondo tempo, 2 minuti di inferiorità numerica. Rivediamo, pallone perso sanguinosamente da Dimas, che si aggancia subito con Taborda, Pedrigno lo sa e lancia proprio il 14 verso la porta. Non c'è dubbio qui. Dimas, che non credo sia arrabbiato per questo di fallo, ma per l'ammonizione per proteste di qualche secondo prima. Micheletto, Fantesele subito al centro per la spizzata da parte dei Bessoni, che colpisce il palo e va vicino al quinto gol. È rimessa laterale e non rinvio per Ducci. Avellino prova a far prendere un po' di campo alla Roma, che adesso deve tornare a difendere l'inferiorità numerica. Ecco Fantesele, mette piede nella metà campo della Roma, torna ad assaltare l'Eco City con Fantesele, De Oliveira, lato mancino del campo. Adesso si va a destra, Micheletto da Fantesele, prova a velocizzare l'Eco City, al centro De Oliveira, Bissoni non spinge in porta. Secondo gol divorato dal 13 del Genzano. Prova a portare il pallone al sicuro di Eugenio, poi il rilancio di Ducci tra le braccia di Mammarella, che mette di nuovo in moto Fantesele. Deve pungere adesso l'Eco City. Bissoni, Micheletto, Fantesele, De Oliveira, stessa azione di prima, il pallone torna a Fantesele. Di nuovo Leo Micheletto, extra pass, tacco di Fantesele per De Oliveira, respinto ancora da Ducci. Applausi del Palacesaroni.
Rivediamo il destro piazzato, anche lui ha provato a infilare il pallone sotto le gambe di Ducci. Fantisele, qui aveva un po' di campo, anche un po' di spazio. Eccolo, Fantisele, altro passaggio per De Oliveira, assist al centro, pallone che gli torna, Fantisele, Micheletto respinge Avellino, ma che lavoro difensivo sta facendo la Roma. ...32 secondi... ...ancora di superiorità numerica. Ha qualcosa da dire il direttore di gara alla panchina dell'Eco City. Forse troppe persone in piedi. Fa lo stesso con la Roma. Batte Taborda. Deve velocizzare. Taborda, De Oliveira, Taborda, De Oliveira prende la mira, deviazione di Ducci e poi ribatte in porta Thiago Bissoni per il quinto gol dell'Eco City, che adesso si fa strada verso i 3 punti. Eccolo il replay con Taborda che cerca De Oliveira, fa il massimo Ducci ancora una volta, ma in questo caso Bissoni non sbaglia, la terza occasione a disposizione per fare il quinto gol. Thiago! Marcelinho, Isgro si attiva, ancora Isgro, deviazione, Marcelinho la ritrova, Mammarella, pasticciano i due, il pallone che scottava alla fine è finito in calcio d'angolo. Rieccola la chance per Marcelinho, passaggio illuminante di Isgro, bravissimo anche Mammarella. Altra porzione di campo da asciugare. Murilo, Isgro, insiste lui, tacco per Murilo, liberato Marcelinho, Viscossi, attaccato Isgro, occhio a Fantisele, esce prontamente Ducci che chiede anche scusa al tifoso dell'Eco City. Non ha pensato ad altro che ad allontanare quel pallone. Gesto comunque sportivo, quello di preoccuparsi subito delle condizioni del tifoso che non ha avuto conseguenze. Taborda, l'accelerazione del vicecampione del mondo che imbecca dentro per Lara, perde l'attimo vincente, allora riparte da Fantisele. Taborda, altro passaggio filtrante interno per Bissoni, non riesce a gestirlo bene, allora apertura per Viscossi, Mammarella, altro intervento super di un portiere super, la prende forse con il collo addirittura. Quasi un difensore aggiunto. Isgro, tacco, calcia, deviazione, deve rincorrere la ripartenza di Pedrinho. Marcelinho, Pedrinho sterzata, arriva il raddoppio di Viscossi, adesso 3 contro 2, Marcelinho può riaprirla, Viscossi forte, Mammarella, che parata di Mammarella che resta a terra. Nel frattempo la Roma segna, ma l'arbitro aveva già fischiato e bloccato il gioco, resta ancora a terra Mammarella, ma voglio rivederla questa parata. Qui Marcelinho aveva 2 scelte, ha scelto Viscossi che era sul piede preferito, smanacciata clamorosa di Mammarella che ci ha messo la mano sotto l'incrocio. Adesso anche costretta a uscire tra gli applausi di tutto il Palacesaroni
anche dei tifosi della Roma, per il portiere italiano più forte della storia del futsal. Dentro un degno sostituto, si chiama Edoardo Di Ponto. Fantisele sul pallone riconquistato da Bissoni che ha un po' di campo. Bissoni secondo palo. Pedrigno si schianta con il palo ma non riesce a colpire la porta. Ancora gesto di stizza di Ducci, ma la porta va riposizionata. Eccola la salita di Bissoni, per un soffio Pedrigno non arriva. Si salva la Roma che ha ancora 11 minuti e 28 per provare a riaprirla. Murilo Ferreira, Marcelinho, giocata del 19, messo a terra, punizione per la Roma. Quarto fallo commesso dall'Ecocity. Agganciato alle spalle, in questo caso Marcelinho. E deve stare attenta la squadra di casa con il fattore falli. 4 e mancano 12 minuti qui. Mammarella in sicurezza, arriva Lara a riordinare, allontanare il pericolo. Fallo laterale per la Roma. Movimento di Biscossi a liberare fuori aria Esgro. Non c'è spazio. Isgro ancora palla tra i piedi, scarica addosso a Lara. Poi rischia il fallo qui. Isgro, gioco di gambe. Murilo, Biscossi accompagna il pallone a Marcelinho. Occhio perché è libero Murilo, se ne accorge Fusari che lo segue a uomo. Marcelinho, Murilo accelera, si porta il pallone sul fondo, mette una pezza a Pedrigno, finta di Isgro, non ci sta. Lara che resta in piedi e gli copre la visuale. Biscossi, altra palla per Isgro, stavolta a marcare Lara. Isgro sul primo palo, blocca Stefano Mammarella che è tornato in campo in questo stile. Pedrigno, ubriaca Biscossi, Pedrigno, deviazione del 24. Calcio d'angolo, c'era soltanto Lara ad attaccare l'area di rigore. Sensazione che fosse un pallone morto quello di Pedrigno sul secondo palo. Qui non riesce a farla passare. Bravo Marcelinho a ripartire. Doppio passo di Marcelinho messo giù da Mati Lara che si prende il cartellino giallo e chiede scusa. Eccola la ripartenza fulminea di Marcelinho che poi brucia Lara, costretto a spendere il quinto fallo per l'Ecocity. Adesso chance per la Roma con Ercolesi. Tacco Marcelinho sulla schiena di Fusari che accusa il colpo ma esulta anche. E si riposiziona il capitano dell'Ecocity. Prende a uomo Marcelinho. Blocca prima Pedrigno. Giocatona di Pedrigno che poi offre l'assist a Lara. Altra palla allontanata da Biscossi nel pubblico. Perché l'Ecocity in contropiede fa veramente paura in questo momento della partita. Si muove Fusari sulla verticale destra, doppia deviazione giallo-rossa, altro fallo laterale, guadagna metri l'Ecocity e anche tempo. Superata da poco, da 8 secondi la prima metà della ripresa. Siamo entrati quindi ufficialmente nell'ultimo quarto di gara. 5-1 il punteggio sul tabellone del Pala Cesaroni, ovviamente per i padroni di casa. Hanno saputo rimontare il gol di Dimas. Lara, giocata super di Mati Lara che sorride mentre l'arbitro gli fischia il terzo fallo commesso dalla Roma. Ma qui dov'è passato il numero 5?
gustiamocelo questo replay. Pedrigno trova Lara contro Ercolesi, arriva anche il raddoppio di Marcelinho, tunnel ad Ercolesi ed è il 19 giallo-rosso a stendere Mati Lara, ormai da solo davanti a Ducci. Non era ovviamente chiara occasione da gol, arrivava dalle retrovie il resto del quintetto della Roma. Riecco Riccardinho sul terreno di gioco, chissà se batterà proprio lui questo calcio di punizione. Sul pallone c'è anche Fusari, solito blocco, Marcelinho a fare da muro, Ercolesi sul palo. Va via Fusari, Riccardinho, Fusari primo palo, non c'è deviazione, Ducci pronto a rimettere in gioco il pallone, lo chiede Marcelinho, lì vicino rischia perché c'è Fusari, ma un altro passo Marcelinho a servire Borolo, mancino di Borolo, si stende sul suo lato destro Mammarella che un po' se la prende anche con la difesa, in questo caso scoperta Lecco City, calcio d'angolo per la Roma. Cenno di reazione che arriva in questo momento, liscia il pallone Mammarella e mette dentro Borolo che ridà vita alla Roma negli ultimi 9 di gara, 5-2. Palla nel vuoto di Mammarella. Isgro va a pressare alto la squadra di Marin con Riccardinho su Marcelinho. Esce Taborda che tocca per ultimo il pallone. Non è d'accordo il 14 dell'Lecco City, che poi non ha tempo perché deve andare a marcare Borolo in 1 contro 1 al limite dell'area. Qui non passa l'autore del gol del 5-2, Marcelinho di prima. Riccardinho tocca il pallone, Taborda, Micheletto in un fazzoletto, trattenuto da Borolo che spende il quarto fallo. Riccardinho in ripartenza cerca il numero su Ercolesi, però lo chiude con il tacco. Danza Isgro, Ercolesi ha un po' di campo, lo prende Micheletto, costretto a tornare da Marcelinho, si gira Borolo, tampona Taborda, gli concede soltanto il fallo laterale. Ercolesi, Isgro contro Riccardinho, Isgro salta Riccardinho, poi però non trova compagni a rimorchio e allora Taborda con saggente calma gioca verso Fusari. Taborda palleggia Lecco City, si fa vedere Riccardinho in appoggio su Fusari, destro sinistro, duello con Borolo che lo butta giù con una spinta non fallosa. Riccardinho, si è rialzato Fusari, pallone per lui, si sovrappone Riccardinho, parte Fusari, occhi al passo di Fusari, occhi allo stop di Riccardinho che entra in area, Borolo alle sue spalle, lo sbilancia, torna a piccoli passi il numero 10, Isgro va a puntare, ancora Isgro, mamma mia questa palla è passata vicinissima dall'incrocio. Riccardinho costruisce dal basso Lecco City, Fusari 7:20 alla fine, Micheletto contromovimento, ancora Micheletto, altro contatto con Fusari finito a terra sul parquet, occhio a Taborda qui, ne salta 2, poi Ercolesi trova la deviazione del 14, ha sbagliato l'ultimo passo qui Taborda, ma più che ha sbagliato è stata ottima con i tempi giusti
l'entrata di Ercolessi sul pallone, che poi ha rimpallato di nuovo addosso al 14. Isgro stavolta preso da Taborda, scarico di Eugenio. Ercolessi lo porta fuori Fantesele, adesso resta lì a raddoppiare con Taborda che se la deve vedere con Isgro. Finta Isgro, destro, addosso a Taborda, di nuovo Isgro costretto a tornare da Ducci. Sguardo in avanti e lancio per Murillo, la chiama Mammarello. Micheletto aspetta il movimento di Taborda, lo serve coi tempi giusti. Taborda al volo col mancino, cadeva giù il palazzetto. Pallone a fin di palo mentre la Roma torna a palleggiare. Ercolessi deve velocizzare la squadra di Daniele Dorto, qui deviazione di Marceligno. Perdone, deviazione di Micheletto, rientra in campo Marceligno. Occhio perché è scivolato Riccardinho, fuori di poco, deviazione di Ducci, provvidenziale. Ma che erroraccio. Taborda al volo, regala il pallone a Ducci. Ancora a pressare alto l'Ecocity, c'è spazio per Ercolessi. Micheletto mette la gamba e dice di no. Arriva ora la mossa di Dorto perché mette Murillo come quinto di movimento. Capisce che è questo il momento per riaprire la gara, il mister della Roma. Allora Murillo inizia a palleggiare davanti l'area. Marceligno, l'opposizione di Mammarella, tiro potente, basso con la punta, l'ha visto probabilmente all'ultimo il numero 1 Ecocity. Murillo, Avellino, Isgro, tutto di prima la Roma, si torna a due tocchi, appoggio di Marceligno, Isgro, Avellino, pallone allargato, conclusione, la tira fuori dalla linea di porta Fantesele e poi ci ha provato coi Bessoni a sorprendere Avellino. Colpo di testa, Murillo la tiene in campo e la rigioca verso il numero 18. Murillo, versante di destra, insieme accoppiato con Marceligno, dall'altra parte Isgro e Biscossi, toccano tutti e due il pallone. Marceligno sul suo mancino, di nuovo Biscossi, Avellino, giro palla infinito della Roma, scorrono i secondi sul tabellone del Palacesaroni. Marceligno, non c'è precisione nel suo tiro, colpisce l'esterno della rete mentre riparte De Oliveira, fa in tempo a tornare in porta Ducci. Fantesele allora riparte perché la Roma sta spendendo tantissimo, entra Ercolessi al posto di Marceligno e rischia tantissimo la Roma. Hanno fatto il cambio proprio nel momento in cui si stava giocando in quella zona di campo. E allora Fantesele è andata ad incrociare per prendere controtempo la difesa. De Oliveira in appoggio, Bissoni colpisce il suo compagno, il pallone resta in campo. Isgro, arriva dall'altra parte Biscossi, Isgro con il tunnel, Bissoni, intervento provvidenziale che mette il pallone in calcio d'angolo e toglie il pallone dalla porta vuota con Biscossi pronto a spingerla. Bissoni, Murillo, 3:40 al termine, ma il gol di Borolo ha ridato speranze alla Roma che adesso ci può credere.
Marcelinho, l'anticipo di Taborda che guarda la porta! Che guarda la porta! Golasso di Taborda da fondo campo, 6-2 e probabilmente lucchetto al match. Rivediamolo con Avellino, Marcelinho allarga, anticipo secco di Taborda che in un istante stoppa e calcia preciso al centro della porta. Un campione, Pablo Taborda. Pablo! Ci riprova Avellino, non si arrende la Roma. Murillo. Ancora verso la porta De Oliveira in questo caso. Colpisce male però. A testa bassa la Roma, si fa avanti. Avellino. Isgro la perde, Fantisele 3 contro 2, prova il dribbling e perde l'occasione per andare sul 7-2 e allora la Roma è già dall'altra parte. Biscossi, esce Taborda su di lui, possiamo dire partita monumentale di Pablo Taborda che si è integrato benissimo nella squadra di Mister Marin fin da subito. Murillo per Avellino, si va a sinistra, forse anche un po' di cattiveria qui, calcia Biscossi sulla schiena di Bissoni. Murillo, raddoppio, alza il pallone, ancora Avellino, di nuovo Murillo, è libero Biscossi in appoggio su Avellino, può anche calciare, sceglie invece Murillo. Palla laterale, larga, imprendibile per Marcelinho. ...130 secondi al termine del match. Di petto, se la porta avanti Siddi, appena entrato, Siddi! Alza la mano Ducci, anche questo è un paratone. Primo pallone per Siddi, prima chance per il numero 21. Con il petto se la porta avanti, Avellino non gli sta più dietro. Partita di grande sacrificio di Avellino che è anche stanco in questo momento. Taborda porta fuori, Fantisele. Taborda, palla a metà strada, allora Biscossi sposta, Ercolesi che sintetizza la giornata della Roma tirando alto. Ha avute tantissime di chance la squadra di Dorto, un po' per la bravura di Mammarella, un po' anche per errori personali. Sono soltanto 2 le reti messe a segno dai giallorossi. Fantisele, Taborda deve solo far passare il tempo la squadra di Marin. Siddi non arriva, Ducci blocca, la chiede Avellino, riecco il power play. Avellino, Marcelinho, Avellino, di nuovo Murillo, riceve, sposta col mancino, Avellino, Murillo, Fantisele è una furia, sta correndo in tutte le parti, s'allunga Bissoni, rischia anche di farsi male in questo caso. Marcelinho sposta Murillo al centro, Marcelinho, Mammarella che rilancia di prima intenzione per Cristiano Fusari. Pallone che gira all'ultimo istante, l'ha colpita d'interno, inizialmente era in traiettoria, poi però è uscita per il giro preso dal pallone. Siamo a meno di un minuto, 50 secondi. Murillo, calcia Isgro, trova ancora un attento Mammarella, monumentale quest'oggi. Scivola Murillo, tocca per ultimo in caduta Fusari, si tiene stretto il fallo laterale. Quarta vittoria per l'Eco City su 4 partite e ancora vetta
La Roma invece oggi fa il primo passo falso di questo campionato. Taborda, Siddi da solo contro l'intera difesa della Roma, prova il tunnel su Marcelinho, ma il 19 ha altre idee. 19 secondi, Fantasele, non pressa più la Roma. 10 secondi, si fermano le squadre, partono già gli applausi al Pala Cesaroni sul controllo di Taborda, che è anche l'ultimo pallone del match. 4 su 4 per l'Eco City Genzano di Vincenzo Tuccillo, che rimane ancorata alla vetta della classifica, battendo nel secondo derby stagionale la Roma di mister Daniele Dorto per 6-2. È stata una bella serata, ci siamo divertiti, abbiamo visto un futsal incredibile, abbiamo visto l'esordio di Riccardinho, le due squadre che fino all'ultimo molto probabilmente saranno in corsa per il titolo. Adesso rimanete in nostra compagnia perché ci saranno le interviste in campo tra pochissimo. Cesaroni.